parliamo adesso di commercio, in particolare parliamo di questa bagarre che è nata negli scorsi giorni. È tutto partito dalla settimana della mobilità. Domenica tanta gente nel Borgo Umbertino, impiegata in attività sportive, con i cagnolini, con le bici, insomma un Borgo Umbertino alla prova della chiusura delle auto, con appunto un mondo di pedonalità e di persone che si muovevano con molta più tranquillità tra le vie del centro. Cosa è accaduto? Che gli assessori comunali, tra l'altro neanche tutti i delegati insomma all'ambito, ma ciascuno per il suo, hanno espresso il loro malcontento rispetto alla chiusura dei negozi. In effetti erano aperti soltanto i negozi che fanno parte di catene per cui l'apertura domenicale è obbligatoria insomma in tutta Italia, mentre i negozi che attengono ai commercianti insomma locali, quelli proprio di prossimità, erano tutti chiusi. Abbiamo nostro ospite Leonardo Giangrande, presidente di Confcommercio Taranto. Ci facciamo spiegare il perché. Buongiorno Giangrande. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Dunque, la scelta della chiusura domenicale, anche insomma in un'occasione come poteva essere quella della settimana della mobilità che si concludeva domenica, c'erano anche tanti croceristi, perché? Perché insomma avete deciso così? Allora, noi abbiamo deciso questo perché adesso, indipendentemente dal momento della giornata, della settimana, noi stiamo cercando di ragionare con un'amministrazione che è sorda. Noi non vogliamo, come si dice solitamente, mettere una pezza. Noi vorremmo una programmazione seria di questa benedetta città, che noi non vediamo. Noi non vediamo una città che è programmata per svilupparsi. Noi non vediamo interventi strutturali. L'intervento che può essere fatto a spot, se noi non mettiamo in campo una struttura importante di visione di città, e mi spiego meglio, se noi vogliamo riprendere il Borgo Umbertino, se non facciamo un intervento importante sulla città vecchia, che può essere da traino per sviluppare la città, il Borgo Umbertino, noi non andiamo da nessuna parte. Se noi non facciamo un intervento importante riprendendo il Palazzo degli Uffici, noi non andiamo da nessuna parte. Se noi non facciamo un ragionamento strutturale sui parcheggi, noi non andiamo da nessuna parte. Se qualcuno pensa che con qualche manifestazione poi, voglio dire, possa risolvere il problema, noi c'è aziende che stanno chiudendo, aziende storiche. Cioè ci rendiamo conto che via da Quina, via di Palma, ormai la gente non vuole più venire, non vuole più investire, non vuole più aprire. Ma è un tema solo di Confcommercio, è solo un tema delle imprese o è un tema della città? Noi questo stiamo lanciando come grido di dolore. Noi abbiamo provato ad avere anche un esponente insomma della giunta comunale, ma non ci siamo riusciti oggi. Vedremo insomma se avremo un contraddittorio, insomma se domani diranno la loro. Non abbiamo nessun problema. No, lo so, io lo sto dicendo perché giustamente noi raccontiamo entrambe le voci. Ma voi fate bene, però la gente è incazzata. Cioè la gente ormai, noi abbiamo iniziato con via Principe Medeo, con via Amfiteatro, adesso passiamo a via di Palma e Bedaquino, non c'è più gente, aziende storiche che hanno chiuso e stanno chiudendo e a fine anno ne chiuderanno altre. Ma allora, secondo lei effettivamente il tema, al di là degli aspetti strutturali, ad esempio i parcheggi, insomma uno dei temi di cui si parla tanto, non è anche diciamo sociale? Cioè Taranto si è fondamentalmente svuotata e ha perso di numero di persone, no? Insomma quante persone sono andate via e il borgo è molto meno abitato di un tempo, chi ci abita sono soprattutto persone anziane, è cambiata anche l'economia della città, perché i negozi che stanno chiudendo spesso sono negozi che ci ricordano la storia della città, ma la storia di una città economicamente florida. Adesso in pochi potrebbero andare a comprare in quei negozi, diciamoci anche questo, Giangrande. Infatti chi apre? Aprono catene di fast insomma legate all'abbigliamento, insomma non nomi che portano anche. Ma noi abbiamo. Allora, il tema ovviamente non può essere risolto insomma, in 2 minuti, ovviamente in questo intervento. Stiamo facendo un tema molto più complesso e noi siamo sempre propensi a sederci. Lei sta parlando con un imprenditore che lei sa che tipo di azienda ho,
qual è come dire, l'idea di mercato che io ho. E noi dobbiamo fare sforzi anche noi da parte nostra importanti per stare al passo con i tempi. Certo. E su questo non v'è dubbio, perché sennò diciamo che la colpa è sempre degli altri. Anche noi abbiamo, tra virgolette, le nostre responsabilità. Però noi stiamo chiedendo, se noi vogliamo se mancano oltre 12.000 persone dal borgo, è un tema? Sì. Lo vogliamo discutere insieme? Vogliamo discuterlo insieme ai proprietari degli immobili, piccoli proprietari immobiliari? Lo vogliamo discutere insieme all'amministrazione? Vogliamo fare un intervento di detassazione per cercare di portare le persone ad investire al borgo e quindi riattivare il borgo sotto l'aspetto delle imprese, delle insegne, della vivibilità, del decoro, del piacere di starci? Io ho detto da tempo che se noi vogliamo riprendere il borgo, il focus importante, che è un unicum che abbiamo solo noi, è la città vecchia. Ma in questi 10 anni di presidenza io non ho visto degli interventi strutturali tranne via Duomo. Allora è un tema, noi sentiamo soltanto slogan. Sentiamo ok, è chiarissimo. Io purtroppo non ho più tempo, la devo lasciare perché sa che i minuti, però dico, il tema è molto più lo so complesso. che è complesso, però ritengo che siano arrivati insomma dei messaggi, degli input, è stato molto chiaro nella sua esposizione, quindi ci torneremo sicuramente. Intanto grazie per essere stato con noi. Grazie a Leonardo Giangrande, presidente di Confcommercio Buona Taranto. giornata a tutti, grazie.